Stadio plebiscito e pubblico di Padova, con 8.000 spettatori e il tutto esaurito, promossi a pieni voti, Petrarca quantomeno rimandato. È il verdetto della finale scudetto della Saladria Serie A Elite, che ha visto i bianconeri perdere per 27-5, un risultato netto che ha confermato il Valo Rugby Emilia come squadra più forte e più continua della stagione. Negli scontri diretti e nella finale di Coppa Italia il Petrarca aveva sempre perso, ma il fatto che l'ultima sconfitta fosse stata per un solo punto e confidando nella spinta di 7.000 sugli 8.000 spettatori presenti, i padroni di casa pensavano di potercela fare in questa finalissima, organizzata per la prima volta dalla ricostituita Lega e non dalla federazione. E invece il Petrarca parte bene, segna per primo una bella meta con Scagnolari, ma la difesa di Reggio Emilia è impenetrabile e palla in mano, le linee veloci creano spazi e soprannumeri. E così arrivano 3 mete reggiane che spezzano la partita e consegnano virtualmente il tricolore, il primo della loro storia, agli emiliani. Si va all'intervallo sul 21-5, difficile rimettere in piedi il match. La ripresa è più equilibrata, ma il Petrarca non riesce a segnare, mentre Reggio Emilia centra 2 volte i pali, parziale di 6-0 nel secondo tempo e finale 27-5. Il resto è festa per il Valo Rugby, con il trofeo consegnato dal presidente della federazione Andrea Duodo, e tristezza per il Petrarca, arrivato comunque con grande merito ed eliminando il Rovigo a questa finale, con il plebiscito che ha confermato di essere davvero uno stadio nato e cucito su misura per questo sport. Io penso che l'abbiamo perso in quei 15 minuti dove abbiamo fatto confusione. Il Valo Rugby ha approfittato bene le occasioni, ha segnato e fino al 14-5 diciamo che potevamo recuperare. L'ultima meta allo scadere del primo tempo ci ha tagliato un po' le gambe. Il rugby è così, vince il più forte e onore a loro. Ci aspettavamo una partenza forte da parte loro e i ragazzi sono stati ovviamente bravissimi a difendere e poi insomma ci eravamo detti di essere coraggiosi, di tenere il nostro gioco, di portare la palla al largo anche se c'era la palla un po' bagnata, e credo che poi questo ci abbia pagato. E poi non ci si abitua mai al fair play tipico del rugby, nel quale chi perde sa sempre come farlo con onore e dignità. Il campo parla e con le parole siamo tutti bravi, poi il discorso è entrare in campo e dare il massimo per portare la partita a casa. Oggi penso che loro sono stati i più bravi nel controllo della partita e alla fine hanno vinto loro.